La sfida più difficile, secondo me, è crederci. Cioè, devi veramente credere a quello che vuoi fare, al tuo progetto e andare sempre avanti. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Artigiani, Ritorno al futuro. Io sono Giacomo Brunoro e questa è una delle puntate del podcast di CNA Veneto con cui raccontiamo il mondo, il presente e il futuro dell'artigianato. Buongiorno Stefano, sono qui infatti con Stefano Tognolo nel suo splendido laboratorio per parlare di un'attività molto particolare, molto interessante che adesso Stefano ci racconterà. Parliamo infatti di Tognolo Ceramiche, un'attività che nasce quasi da una seconda vita che poi ci racconterà Stefano e che si contraddistingue per non soltanto il modo di lavorare ma anche il modo di trovare nuovi clienti, di essere sul mercato in maniera innovativa. Stefano, come sei arrivato a costruire tutto questo? Come sei arrivato al mondo della ceramica? Beh, innanzitutto diciamo che sono arrivato per una passione, nel senso che nel 2014 mi sono diplomato al liceo artistico serale dopo lavoro per passione, col consiglio di mia moglie, e lì ho scoperto la ceramica. È un mondo affascinante perché unisce creatività, unisce l'artigianato e il colore e la forma, che per me sono due cose molto importanti. E da lì, sai, a un certo punto, come dire, decidi anche di fare dei cambiamenti anche un po' radicali, se vuoi, no? E da lì ho intrapreso questa passione e piano piano è diventato un lavoro, insomma, ecco. Stefano, tu lavori handmade, tutto fatto a mano. Sì, Sei tu che parti dall'ideazione fino esatto. al prodotto finito. Ci vuoi raccontare un po' come funziona proprio la filiera del tuo lavoro? Sì, allora la fila del violone inizia con il tutto fatto a mano. Come vedete nel mio laboratorio ci sono soltanto i forni perché sono necessari e la cabina a spuzzo per una questione anche di sicurezza. Ma in realtà il lavoro è soltanto fatto a mano, nel senso che io preparo la lastra, come tecnica uso la tecnica a lastra, quindi preparo la lastra dell'argilla, poi ho delle forme in gesso dove vado ad adagiare l'argilla in modo da dare forma. Una volta fatto questo la estrago col compressore e lì abbiamo la forma, abbiamo la forma. Una volta fatto questo si lascia asciugare, come vedete dietro le mie spalle, i pezzi, poi si fa, la ceramica praticamente funziona in due fasi. Abbiamo la prima cottura che si chiama biscotto e la seconda cottura che sono gli smalti. Quindi una volta che si asciuga tutto faccio il biscotto, una volta fatto il biscotto inizio a dare gli smalti come vedete lì sul tavolo. Questo è il procedimento di Sappiamo far bene, ceramica. Stefano, che però oggi la cosa più difficile forse è stare nel mercato, trovare un pubblico per i nostri prodotti, per i tuoi prodotti. Quali sono le soluzioni proprio di business che ti hanno permesso poi di stare sul mercato in maniera attiva? Immagino che sarai partito da una realtà più piccola per arrivare a Sì, quella di oggi. Vuoi esatto. raccontarci come hai trovato i tuoi clienti? Beh, allora, io sono partito da una semplice considerazione, nel senso che facciamo un lavoro di un certo tipo, di qualità, e facendo un po' anche così, come dire, una ricerca anche in internet, si è venuto anche a capire che il turismo, il straniero apprezza molto il nostro lavoro. Quindi ho detto come intercettare la clientela che potrebbe essere interessante per il mio articolo. E ho fatto un po' appunto di ricerche e ho visto che all'interno di camping, io lavoro soprattutto la stagione estiva all'interno di camping, perché all'interno di camping, quelli diciamo più rinomati, quelli un po' più di elite, organizzano dei mercati all'interno per come dire, soddisfare quella che è l'esigenza del turista, no? Nel senso che il turista apprezza molto il nostro artigianato. E quindi lì sono riuscito a crearmi una mia nicchia di vendita e quello diciamo è il punto più saliente, più importante della mia produzione. E poi ovviamente adesso che c'è la tendenza anche di questi ristoranti, sai, questi piatti gourmet, queste cose, anche lì io sono riuscito un po' a farmi conoscere anche in questo ambiente, Ma insomma. quindi l'aspetto creativo personale tuo è centrale nel tuo lavoro, nel senso che sei tu il cuore dell'azienda. Come parte la creatività per il singolo prodotto?
È artistica la cosa, quindi nel senso che io ho un mio gusto, una mia sensibilità artistica e cerco di trasportare questa mia sensibilità sui pezzi che faccio. Quindi il lavoro è molto artistico, non è di produzione e quindi sì, dipende dalla mia abilità artistica alla Allora fine. ti voglio chiedere una curiosità. La sfida più difficile che hai dovuto incontrare in questi anni, da quando sei partito, prima mi raccontavi fuori onda, all'inizio nel garage, proprio come Jeff Sì, Bezos o come i grandi sì. imprenditori, però sei partito da zero, quindi è una cosa che si può ancora fare, partire da zero e poi arrivare. Ma Qual è sì. stata la sfida più difficile per te? Ma allora, la sfida più difficile, secondo me, è crederci. Cioè, devi veramente credere a quello che vuoi fare, al tuo progetto e andare sempre avanti. Andare sempre avanti, non fare passi troppo lunghi, che rischi un po' però se tu ci credi e continui, però devi crederci e continuare, le cose in qualche maniera si sviluppano e devi seguire soltanto il percorso. È come una creatura viva, no? Cioè parti dal piccolino e poi cresce piano piano, e quindi è questo, C'è devi stato, crederci. Stefano, un momento in cui dicevi mollo tutto, non va, non funziona. Beh, a volte sì, però non devi mollare, devi cambiare. Cioè, se non va una cosa, devi trovare il sistema di fare andare un'altra, capito? Però sempre non mollando mai, però. Cambi sistema, cambi lavori, cambi colori, cioè, però il lavoro deve essere quello là, non devi mollare del tutto, devi Quindi la soltanto cambiare. flessibilità come chiave, l'adattabilità al mercato. E vogliamo dare anche un consiglio a un giovane o anche a un uomo che vuole, o Anche una un donna che uomo. vuole cambiare percorso. Come fare per iniziare? Tu hai detto sei partito dalla scuola per poi provare Sì. qualcosa. Che consiglio daresti a chi vuole oggi provare a fare un lavoro come il tuo? Beh, allora, secondo me la scuola è molto importante. Se fai una scuola che ti piace, naturalmente, ecco che lì, come dire, la mente sviluppa delle capacità che altrimenti non avresti avuto modo di conoscere. Che però nel tuo caso è arrivata dopo, nel Sì, senso sì, non è sì. stato il percorso scolastico classico, No, 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 diciamo. no. No, no, quindi secondo me una formazione ci vuole, ma una formazione culturale più che tecnica. La tecnica arriva dopo, però devi avere una formazione culturale, cioè devi avere la mente aperta, se così possiamo definire, no? E poi da lì vedi un attimo cosa veramente ti piace, perché secondo me il motore di tutta questa cosa è la passione. Sono lavori che devono veramente appassionarti, nella misura in cui ti appassioni ci devi credere fortemente e andare avanti. Non è una questione di età. Non è Certo, una questione di immagino che età. la passione sia fondamentale anche perché quante sono le ore che passi qui dentro? Beh, lo devo dire, praticamente mia moglie mi dice, ascolta, portati in letto, sei a posto, però non senti la fatica, cioè Certo. diventa una cosa, e questo è secondo me, come dire, il valore aggiunto dell'artigianato se lo fai con passione, è proprio questo, non senti il bisogno di staccare, no? Perché diventa una cosa, è la tua vita, hai capito? Se riesci a fare questo, secondo me sei anche felice. Senti, a me è rimasta una curiosità quando parlavamo del tuo cliente, tipo mi hai detto appunto per la maggior parte sono stranieri che Stranieri. vengono in vacanza qui, quindi parlavi delle località marine, parlavi anche però di luoghi montani, insomma un cliente straniero, qual è il suo identikit? Tu hai modo anche di confrontarti Certo, direttamente con certo, loro. certo. L'identikit del straniero, cioè, allora, diciamo che è straniero, come dire, un buon straniero, insomma, anche perché Quindi un turismo di un qualità. turismo di qualità, bravo, anche perché secondo me l'Italia potrebbe proprio puntare un po' di più nel senso di non turismo di massa, ma un turismo di qualità. Quindi il contrario del mordi e fuggi, un turista anche che Esatto, capisce la qualità del tuo esatto. Se, prodotto. se arriva gente, come diciamo noi, gente bella, apprezza il lavoro, apprezza quello che fai
e acquista, sì, quindi io lavoro bene con i svizzeri, lavoro bene con i tedeschi, tutta l'Europa, inglesi, olandesi, tutto un buon turismo che apprezza il mangiare, apprezza le cose belle, apprezza il nostro sole, apprezza l'Italia praticamente. Ma quindi tu mi confermi che il valore del Made in Italy, il lavoro tuo di artigiano, la creatività che ci contraddistingue anche nel mondo, è ancora un valore importante? Sì, è ancora un valore importante e che secondo me non è seguito a sufficienza. Diciamo che siamo un po', come dire, ti devi un po' arrangiare, ecco. Però se riesci a arrangiarti bene, diciamo che è un bel lavoro, insomma, dai. Allora, prima di chiudere, svelaci un tuo segreto, un piccolo segreto, se puoi, magari una cosa che ti contraddistingue rispetto ai tuoi concorrenti, una tua particolarità, un qualcosa che senti molto tuo. Beh, allora, nell'ambito del mio lavoro, quello che mi contraddistingue è la ricerca sugli smalti. Cioè, tutti gli smalti che vedete qua nel mio laboratorio li faccio io. Quindi anche quella parte lì è Tutto, tutta sì, fatta sì, da sì, te. tutto. Io compro soltanto le materie prime e poi ho le mie ricette, me le assemblo e questa diciamo che è la cosa più importante per un artigiano, perché quello che fai te non lo possono, tra virgolette, copiare. E questo è il background che dovrebbe avere un artigiano che lavora di un certo tipo, insomma. Ultimissima curiosità, posizionamento online. Si parla tanto di vendita online, l'artigianato oggi ha una presenza importante, anche delle piccole realtà. Sì. Tu ci sei, ci stai pensando, è una riflessione che stai facendo? Allora, io per il momento, diciamo che per una questione, come dire, generazionale, no? Sai, i giovani sono più portati per i social, però ho scoperto che è importantissimo essere presente sui social, su Instagram, pubblicare anche quando lavori, cioè mantenere un rapporto proprio come fossero qua, no? E sì, è molto importante anche il shop online e il sito che deve essere un bel lavoro fatto bene, sì. Ormai sono diventate parti integranti del lavoro, non si può prescindere da questo. Che al di là se ti piace o no lavorarci tu, però è integrante questa cosa, sì. Però immagino che poi sia anche un qualcosa che si apprende vedendo anche poi i risultati che si hanno, quindi che ti dà anche voglia di continuare a farlo. Eh beh sì, si continua, a volte va un po' bene, a volte va un po' male, però insomma dai, alla fine siamo qua, sì, si lavora, eh. Benissimo, io ringrazio Stefano Toniolo, vi do l'appuntamento alle prossime puntate di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto. Seguiteci, commentate, se avete curiosità da chiedere a Stefano potete farlo nei commenti e soprattutto continuate a seguire il nostro podcast. Grazie mille Stefano e alla prossima. Grazie. Ti è piaciuta la puntata? Allora iscriviti al canale di CNA Veneto, lascia un commento e seguici sui social.